Vigilia della festa dei lavoratori funestata da un infortunio mortale. 69enne di Fontanelle nel Trevigiano perde la vita a Fiume Veneto, colpito dalla stessa gru che stava manovrando. 5 incidenti in poche ore sul tratto maledetto della 4 hanno mandato in tilt viabilità interna. Zaia e Fedriga intervengono, i lavori sono praticamente fermi, dice il sindaco di Cessalto. Interrogatorio di garanzia per il 34enne accusato di aver ucciso il suo vicino di casa a Villa Franca Padovana. Per il GIP c'è stata premeditazione, ma secondo il suo legale si sarebbe solo difeso. L'incontro tra il Papa e le detenute della Giudecca Venezia, tra loro Manuela Cacco, coinvolta nell'omicidio di Isabella Novento, un incontro che il fratello della vittima non ha apprezzato. Maltrattata dal compagno perché andava a ballare in discoteca, divieto di avvicinamento alla casa familiare per il convivente, un 46enne di Montebelluna. Concorso per operatori sociosanitari in Veneto, solo il 40% in graduatoria è stato assunto, 5 aziende sanitarie meno del 30%, presidio della CGIL a Venezia davanti a Palazzo Balbi. Sarà aperta fino al 14 luglio la mostra dedicata al maestro dell'impressionismo Monet a Padova, intanto a 2 mesi dall'apertura i numeri parlano di 70.000 presenze. In apertura lo avete sentito, un incidente mortale sul lavoro alla vigilia del 1° maggio. Tra poco saremo in grado di farvi vedere il servizio e le testimonianze raccolte dal nostro Alessio Conforti. Intanto invece noi andiamo con un importante provvedimento, un'importante operazione della Guardia di Finanza provinciale di Treviso, 52 lavoratori trovati in nero e irregolari. Vediamo. 41 posizioni irregolari che sono state oggetto di scoperta, di cui 41 sono proprio legate al lavoratore in nero, 11 invece sono legate a posizioni di irregolarità. Posizioni di irregolarità che fanno riferimento alla mancata attivazione della chiamata nel caso di lavori intermittenti, mentre per altri 4 casi la mancata attivazione delle posizioni INPS e INAIL. È il bilancio dei controlli eseguiti dai finanzieri della compagnia di Castelfranco Veneto. È stata accertata per 11 esercizi commerciali che hanno impiegato lavoratori in nero in misura superiore al 10% del totale dei presenti sul luogo di lavoro. È stata irrogata la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale. Oltre a ciò, per 2 degli esercizi commerciali che sono stati sottoposti a controllo è stata accertata la corresponsione di pagamento con mezzi di pagamento non tracciati, motivo per cui sono state irrogate delle ulteriori sanzioni. Operazione del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle che nei primi 4 mesi del 2024 ha intensificato i controlli volti a riscontrare l'osservanza delle norme sulla tutela del lavoro. Ispezionate diverse attività commerciali operanti soprattutto nel settore della ristorazione, ma i controlli hanno interessato anche un laboratorio tessile in cui è stata rilevata la presenza di un lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno. Interventi che vanno a tutelare non solo la regolare concorrenza tra gli imprenditori per evitare che chi non segue le regole sia avvantaggiato rispetto a chi queste regole le segue e le rispetta, ma anche a tutela del lavoratore che vede appunto una tutela legata al regolare rapporto di lavoro. Incidenti e caos nel Veneto orientale, 5 scontri in poche ore sul tratto maledetto della 4 hanno mandato in tilt la viabilità interna, soprattutto in direzione Trieste. Zaia e Fedriga intervengano, i lavori sono praticamente fermi, dice il sindaco di Cessalto, l'esasperazione nei territori. I tempi si dilungano, non capiamo neanche i motivi, dovevano partire con le opere complementari dei viadotti e attualmente sono fermi. Questa cosa è estremamente preoccupante, soprattutto verso il periodo estivo. Non c'è più tempo sul tratto maledetto della 4, segnato in poche ore da 5 incidenti che solo per caso qualcuno potrebbe dire miracolo non hanno provocato vittime. I primi 2 verso le 8 tra San Stino e Cessalto, con diversi mezzi pesanti coinvolti, anche un camion che ha perso il carico di carta. Poco dopo le 10 il più grave all'altezza di Noventa di Piave, con un maxi tamponamento tra tir in direzione Trieste. 2 i feriti, sul posto anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Imponente la mobilitazione con la chiusura per diverse ore del tratto verso Trieste, pesantissimo l'effetto domino sulla viabilità interna, trassando una di Piave e Cessalto a cavallo tra Veneziano e Marca il caos, così all'incrocio di Cassagra dove la polizia locale ha deviato il traffico pesante.
Alle 13, quarto incidente a Meolo con un autista che non si è accorto della coda presegnalata dai pannelli e ha perso delle lastre di marmo. Anche qui tanta paura ma nessun ferito. Copione simile dopo le 16 tra San Stino e il nodo di Portogruaro con un ferito lieve, ed è da questo angolo di Veneto orientale a ridosso con il Friuli che parte un appello ai governatori Zaia e Federica. Io penso sempre che sia la Regione a dover coordinare questa sviluppo, no? È lei l'ente preposto, e lei sono le due regioni proprietarie dell'ente gestore, pertanto che siano loro a muoversi verso questo tratto. Ad aggiungersi anche Paolo Bolla, titolare dello storico bar di Cassagra, proprio all'incrocio. È una vita che chiediamo che facciano sia la strada, sia le strade e sia l'autostrada. È l'unico tratto dove i lavori sono fermi, hanno fatto da Sestino in avanti e qua non hanno fatto niente. Diventa un imbuto questa autostrada, diventa un tratto della morte purtroppo. Ve lo annunciavamo in apertura, colpito dalla gru che stava manovrando, incidente dall'esito mortale a Fiume Veneto, perde la vita un 69enne di Fontanelle. Il servizio. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Fiume Veneto. Un operaio di 69 anni è morto in un cantiere allestito fuori da un allevamento di animali da cortile in via Kennedy 26. La vittima, Ivo Bellotto, residente a Fontanelle, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito al capo dalle forche della gru che stava azionando. L'uomo infatti si stava occupando dell'allestimento di alcuni ponteggi in previsione della realizzazione di alcune opere edili. Durante le manovre di scarico del materiale, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, dei tecnici dello Spisal intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di legge, il gancio della gru lo ha colpito facendolo cadere al suolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elicottero. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. L'area teatro del sinistro è stata transennata. La tragedia, avvenuta alla vigilia del 1° maggio, festa del lavoro, ha scosso le due comunità locali, sia quella di Fiume Veneto che quella trevigiana di Fontanelle, dove Bellotto era molto conosciuto. L'infortunio mortale accaduto oggi, ha detto il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Cantoni, impone ancora una volta una riflessione profonda sul tema della sicurezza sul lavoro. Sarà certamente la magistratura ad accertare i fatti e le dinamiche. La comunità di Fiume Veneto, continua il primo cittadino, si stringe attorno alle persone coinvolte e ai loro familiari in un rispettoso silenzio. Si è svolto ieri l'interrogatorio di garanzia di Giacomo Friso. Per il giudice per le indagini preliminari ci sarebbe stata la premeditazione. Adesso non parlo più, Megadito devo parlare. Non apro più bocca. Non vuole fare un ricordo? No, basta. Il papà di Michael Boschetto si chiude nel silenzio, non vuole parlare. Giovedì verrà conferito l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del figlio ucciso a coltellate sabato scorso dal suo vicino di casa Giacomo Friso, che è in carcere. Per il 34enne invece l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Per il giudice che ieri ha convalidato l'arresto e la detenzione in carcere ci sono gravi indizi, a partire da un coltello posizionato, come ammesso dallo stesso Friso, lungo il vialetto della casa di Boschetto. Il pubblico ministero ha ritenuto di contestare, e anche il giudice poi ha dato atto, la circostanza aggravante della premeditazione sulla scorta del posizionamento di questo coltello che è stato l'arma del delitto. Il contesto però che abbiamo appunto cui ci siamo opposti è che non c'era nessuna preordinazione, se non il fatto che il Friso, come risulta anche da altre testimonianze, da anni era succube delle vessazioni del Boschetto. Questa è la ricostruzione dell'avvocato di Giacomo Friso, Enrico Cogo, dopo l'interrogatorio per la convalida dell'arresto, che parla anche di antiche ruggini tra il presunto assassino e la vittima, il Michael Boschetto, che vivevano entrambi in via Gomiero a Villafranca, uno di fronte all'altro. Il Friso non ha aggredito il Boschetto, ma c'è stata una colluttazione fra i due in cui il signor Friso ha patito 15 giorni di prognosi, salvo complicazioni per lesioni varie, quindi c'è stato evidentemente uno scontro fra i due, uno scontro che risale anche a una sorta di odio atavico fra i due ragazzi. Una teoria, quella della legittima difesa, che però non è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari, Elena Lazzarin, che ha convalidato la detenzione in carcere anche per paura di reiterazione
del reato. Che fosse lì in paese, come si è sentito, sono vicende che risalgono insomma, a un carattere di un ragazzo che non ha, diciamo così, limiti e freni, purtroppo anche per l'uso anche smodato in questo caso di cocaina. Questo non lo giustifica, ma io credo che la reiterazione sia difficile da sostenere in senso tecnico di volontà di riperpetrare analoghi reati o comunque di lesioni o comunque omicidiario contro la persona. Domenica, durante la visita a Venezia di Papa Francesco, il pontefice ha incontrato le detenute del carcere della Giudecca, tra loro anche Manuela Cacco. Quella signora là è un'assassina che non si è mai pentita di quello che ha fatto. Ha solo collaborato con la giustizia per ottenere tutti i possibili sconti di pena, ma un sincero pentimento non c'è mai stato. Quella donna, Emanuela Cacco, Paolo Noventa, non usa mezze misure. Aver visto una delle persone coinvolte nell'omicidio di sua sorella Isabella lo fa star male. La donna sta scontando la sua pena, 16 anni e 10 mesi, nel carcere della Giudecca, dove domenica scorsa ha incontrato Papa Francesco. Monta un po' di rabbia, perché pensare che il Papa va a trovare i carnefici, io non pretendo che vada in cerca dei familiari delle vittime, ma neanche però che vada a trovare i carnefici. Quelle persone che sono in carcere, se sono lì è perché l'hanno combinata grossa. Non c'è mai stato un pentimento sincero da parte della Cacco e dei fratelli Sorgato, dice Paolo Noventa. Non c'è stato nessun pentimento, hanno solo collaborato per ottenere i benefici di sconti di pena. Accetto la sua scelta. Io sarei andato a visitare un ospedale pediatrico. C'è dolore e rassegnazione per una vicenda che sembra non volersi chiudere. Ci serve qualcosa che vorrebbe dire alla Cacco, a Freddy Sorgato, alla sorella? No, sinceramente non ho proprio niente da dire a quelle persone là e spero di non trovarmele davanti. Non posso criticare il Papa, sottolinea Paolo Noventa, ma non riesco ad accettare la scelta della visita in carcere. Io non lo vedo che sia andato a trovare dei delinquenti, dei criminali, più che delinquenti, criminali. È una cosa che le fa male? Fa male, ma ormai ne ho passate tante, non è questo no, che mi fa... Ormai ne ho viste tante, troppe. Maltrattata perché andava a ballare in discoteca. Liti continue fra due conviventi residenti a Treviso fino al 26 aprile, quando l'alterco è terminato, secondo quanto raccontato dalla vittima, una 49enne, in una vera e propria aggressione. L'uomo, 46 anni, l'avrebbe malmenata e spinta a terra, provocandole un taglio al labbro e diverse contusioni. Secondo il compagno, la donna sarebbe uscita più volte in discoteca, rientrando la mattina e lasciando lui e i 3 figli a casa. Nella denuncia presentata contro il compagno, la donna avrebbe anche lamentato le continue vessazioni di natura psicologica. Così il 46enne è finito nei guai. Nelle ore scorse si è svolta l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti per confermare l'allontanamento dalla casa familiare. All'uomo, difeso dall'avvocato Mario Nordio, è stata confermata la misura cautelare aggravata dal non potersi avvicinare alla donna. Chi penserà alle nostre figlie quando lei starà via tutta la notte? È in preda ad una vera e propria crisi di mezza età. Sarebbero state queste le parole del 46enne dopo la decisione del GIP. L'uomo a sua volta ha presentato una querela contro la fidanzata per lesioni. Nizar Gattar, 15 anni, residente a Villorba, è scomparso nel nulla da ieri. Il ragazzino è uscito di casa nel tardo pomeriggio, facendo perdere poi le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento indossava una tuta grigia, sia pantaloni che felpa della marca Lacoste, scarpe nere della Nike, alto circa 1,65 m, corporatura esile, carnagione olivastra, capelli e occhi scuri. Chiunque pensa di averlo visto o lo veda è pregato di contattare il 112. Qualche istante di pubblicità tra poco. Eccoci in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Proseguiamo con le notizie. Concorso per operatori sociosanitari in Veneto, solo il 40% in graduatoria è stato assunto.
Mentre il 20 luglio scadranno le graduatorie per 253 posti di operatore sociosanitario, nelle ULSS del Veneto complessivamente finora è stato contattato solo il 40% degli idonei, 1677 su 4197. Anzi, nelle ULSS 2, 5, 6, 7 e 9, dice la CGIL, meno del 30%. Assumere subito è la richiesta che una delegazione della funzione pubblica della CGIL del Veneto ha portato assieme a un presidio in Campo San Tomà a Palazzo Balbi, all'assessore alla sanità Lanzarin. Si è detto per 2 anni dopo il Covid che le persone non volevano più fare i concorsi, che non si trovavano le figure degli infermieri, dei medici, degli operatori sociosanitari. In questo caso abbiamo 4.000 operatori sociosanitari che hanno fatto il concorso, ne sono stati chiamati un 30%, nonostante un fabbisogno elevatissimo anche nelle aziende ULSS della nostra regione, e quindi abbiamo chiesto sostanzialmente 2 cose: di assumere queste persone e soprattutto di prorogare la graduatoria che scade a luglio. Perché si assume con questa lentezza? Noi sappiamo che stiamo parlando di un settore che è pesantemente sotto organico. Sì, c'è sempre un po' il solito un po' alibi, un po' verità, che è quello del tetto di spesa del personale, cioè le aziende, noi in Veneto spendiamo 3 miliardi e 100 milioni per il personale sanitario e quindi c'è sempre questo vincolo che frena un po' le assunzioni. Diciamo che è un po' vero, un po' no, nel senso che ancora spazi assunzionali li abbiamo e quindi noi abbiamo chiesto di sfruttarli tutti per assumere questo tipo di personale. La situazione non è uguale in tutto il Veneto. Nell'ULSS 1 e nell'azienda ospedaliera universitaria di Verona è stato chiamato oltre il 90% degli idonei in graduatoria. Altrove invece si patiscono carenze di organico. Fabio De Plano lavora a Treviso. Noi siamo 683 idonei e ad oggi ne sono stati chiamati solo 215 sull'ULSS 2 di Treviso. Tanti colleghi mollano perché non ce la si fa più a livello sia fisico che psicologico. Irene Pistolato è di Mestre ed è in attesa. Mancano pochi numeri, stiamo aspettando la chiamata che è molto a rilento, anche se c'è una grandissima richiesta di operatori, infermieri e medici. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Padova perché sarà aperta fino al 14 luglio la mostra dedicata al maestro dell'impressionismo Claude Monet. Intanto si registrano numeri record per i primi mesi di apertura. $70.000 visitatori in 2 mesi, questo il traguardo raggiunto dalla mostra in corso al San Gaetano di Padova dedicata ai capolavori di Monet. Un traguardo notevole che potrebbe portare l'esposizione dei quadri provenienti dal Musée Marmottan di Parigi a superare il record di biglietti staccati che appartiene alla mostra che fu dedicata al Mantegna, che portò in città 140.000 persone. Un successo di pubblico che evidenzia come l'offerta di qualità che la città propone paghi, ha sottolineato l'assessore alla cultura Andrea Colasio. La mostra avrà anche un'apertura straordinaria domani 1 maggio con orario prolungato fino alle 22 con ultimo ingresso alle 21. Abbinare alle grandi mostre una costante attenzione per l'attività in ogni ambito artistico e culturale, anche delle realtà locali, creando un'offerta varia e di spessore che si rivolge ad un pubblico il più ampio possibile, dice l'assessore Colasio. E per questa edizione è tutto, ora al meteo. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. 1 maggio con tempo instabile, torna infatti la pioggia portata da una perturbazione atlantica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo qualche parentesi asciutta, poi col passare delle ore nuvolosità in aumento, rovesci dal pomeriggio un po' ovunque, anche intensi. Temperature in lieve calo, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 20 e 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino più sole, poi dalle ore pomeridiane molte nubi e precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno tratti soleggiati, poi graduale aumento della probabilità di precipitazioni.
Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime intorno ai 24. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.